buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Non siamo in guerra, in Parlamento i ministri Tajani e Crosetto riferiscono sulle possibili ripercussioni anche per l'Italia. Intanto il Viminale invita a rafforzare la vigilanza su basi USA e obiettivi sensibili in Italia. A Dubai ancora tanti i siciliani bloccati. Narcotraffico al porto di Catania, amministrazione giudiziaria per la società Europa Servizi Terminalistici. Per il tribunale agevolava le cosche mafiose nel traffico internazionale di droga. Il procuratore Curcio, tolleranza zero per rapporti tra aziende e mafiosi. Dramma della solitudine a Messina, un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento in pieno centro dopo oltre 20 giorni dalla morte. A far scattare l'allarme il cattivo odore avvertito da alcuni operai impegnati in lavori in quel palazzo. Controlli nei cantieri edili della Sicilia occidentale. A Palermo sospese 11 imprese e 150.000 euro di multe. Trovati lavoratori irregolari e gravi violazioni sulla sicurezza. La frana di Niscemi, la procura di Gela indaga su fondi mai spesi e gestione del rischio, mentre i residenti tornano a casa tra disagi e timori. Il ministro Musumeci insiste, c'è stato tanto silenzio, la magistratura ci dirà chi doveva intervenire in questi 30 anni e non lo ha fatto. Vite da rider, fino a 9 ore al giorno di lavoro con la pioggia o il caldo asfissiante, né ferie né malattie pagate. A decidere del loro destino un algoritmo, una nostra inchiesta. Calcio, il Palermo batte 2-1 il Mantova e conquista la 9ª vittoria consecutiva al Barbera. I rosanero restano in corsa per la promozione diretta. Dunque in Parlamento c'è stato l'intervento dei ministri della difesa e degli esteri. Gli USA hanno agito fuori dal diritto internazionale, hanno detto le parole di Crosetto. Tajani invece non siamo in guerra. Le opposizioni però dicono no all'autorizzazione dell'uso delle basi per appoggiare questa guerra. Sentiamo il punto da Orazio Longo. L'Italia non è in guerra con nessuno e non sarà in guerra con nessuno. Questo è il senso dell'azione di governo in Medio Oriente e sui più importanti scacchieri internazionali. Sale l'allerta alla Camera l'intervento del ministro degli esteri Tajani che parla della grave crisi internazionale e delle ripercussioni economiche che potrebbero pesare anche sull'Italia. Poi il ministro della difesa Crosetto, gli USA hanno agito fuori dal diritto internazionale, dice, e ribadisce l'attenzione del governo per la sicurezza degli italiani presenti nei territori colpiti e sul coinvolgimento militare delle basi statunitensi e Sigonella. Parliamo dunque di attività di supporto logistico, addestramento, cooperazione tecnico-operativa e di velivoli non destinati al combattimento. Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta relativa a scenari diversi e al di fuori di questo perimetro, ma se ce lo chiederanno torneremo qui e decideremo insieme. Crosetto ha poi annunciato di avere dato mandato al capo di Stato Maggiore di innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e antibalistica nazionale, mentre sull'attacco a Cipro ha detto: con Spagna, Francia, Olanda, noi nei prossimi giorni manderemo degli assetti navali a protezione di Cipro. La replica dell'opposizione con Elly Schlein a sottolineare come serva dire no all'autorizzazione delle basi per appoggiare in nessun modo una guerra che viola il diritto internazionale. Sarebbe contro l'articolo 11 della Costituzione, ha detto la segretaria del PD. Monitorare le navi americane nei porti e quelle da crociera, lo dice una circolare del Dipartimento di Polizia. In merito alla crisi in Medio Oriente si alza in tutto il territorio nazionale il livello di sicurezza. Ancora Longo. La cresciuta esposizione alla minaccia terroristica e alle diversificate espressioni di dissenso impone la necessità di un rafforzamento della tutela degli obiettivi istituzionali e di governo, delle sedi di partito e dei movimenti politici, delle infrastrutture, delle località che per vocazione turistica, rilevanza religiosa o perché interessate da eventi di rilievo mediatico fanno registrare un maggior afflusso di persone e di fedeli. Sono le raccomandazioni di una circolare inviata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza ai prefetti e ai questori, che sono inoltre invitati ad approntare misure a tutela degli obiettivi diplomatico-consolari, religiosi, culturali, economici e commerciali riferibili a Israele e alla comunità ebraica e agli USA.
Attenzione scrupolosa poi ad aeroporti e stazioni ferroviarie e nei porti alla presenza di assetti navali, militari e commerciali riconducibili ai paesi sensibili e alle navi da crociera. Insomma, nell'acuirsi della crisi in Medio Oriente l'Italia prende le misure, un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza sulle basi militari statunitensi presenti in Italia e presso i siti riconducibili alla filiera di produzione a interesse militare. Si chiede inoltre alla Polizia Postale di monitorare il web ai fini della tempestiva individuazione di eventuali azioni ostili, considerando che si potrebbe anche innescare, si legge nel documento, una ripresa della campagna a sostegno della causa palestinese o comunque in direzione antimilitarista con possibili manifestazioni di protesta. E poi c'è il dramma di chi è rimasto all'estero. Al TG Sicilia il racconto e le paure di alcuni siciliani bloccati a Dubai ormai da una settimana. Non sappiamo cosa fare. Emanuela Corsi. Il controesodo per l'Italia procede lentamente con i primi collegamenti aerei, ma sono tanti i connazionali ancora nel limbo, bloccati in Medio Oriente mentre gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran proseguono. La vacanza da sogno per molti siciliani si è trasformata in un incubo, come nel caso di Katiuscia, che affida a questo video il suo sfogo. Io mi trovo a Dubai, stavo facendo una vacanza qui e purtroppo mi sono ritrovata in mezzo a una guerra. Sono stati momenti brutti, panico totale, insomma ritrovarsi con dei missili sulla testa e sentire quei boati non è stato facile. Bloccata a Dubai anche Andrea, che denuncia non ci aiuta nessuno, non sappiamo cosa fare. Anche noi siamo qui bloccati all'aeroporto di Dubai, la Fly Dubai ci ha disdetto e cancellato il volo programmato per il giorno 8 di marzo. E noi siamo qui a chiedere informazioni. Intanto con l'escalation di guerra crescono la paura e la preoccupazione. Siamo scossi, siamo ovviamente in questa situazione da più di ormai quasi una settimana. Non sappiamo davvero cosa fare perché i voli per l'Oman sono ovviamente senza responsabilità da parte dello Stato italiano, perché siamo stati anche al consolato e ci hanno detto che non si prendono responsabilità e quindi non sappiamo cosa fare. Intanto il ministro degli esteri italiani oggi in Parlamento ha annunciato l'incremento di voli facilitati con ITA e Neos per il rientro dei connazionali. Narcotraffico al porto di Catania. Scatta l'amministrazione giudiziaria per una società di trasporti dipendenti affiliati a Cosa Nostra Etnea. Indagini partite dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, come ci racconta Tonino De Mana. Il porto di Catania crocevia di grossi quantitativi di cocaina con i dipendenti di un'azienda, la Europa Servizi Terminalistici SRL, affiliati a Cosa Nostra Etnea, parte integrante dei loschi affari. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Procura Etnea, che ha dato esecuzione nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma ad un'ordinanza che ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria per la durata di 1 anno nei confronti della EST, operante nella gestione, deposito, trasporto, spedizione e movimentazione di container e merci nei porti di Catania, Palermo, Augusta, Trapani e Termini Imerese. Le indagini sono scaturite dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, rispettivamente dei clan mafiosi Strano di Montepo e Cappello di Catania. Le indagini evidenziano una presenza stabile di soggetti che erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti. All'interno della EST avrebbero operato affiliati al clan Pillera Puntina, i quali, a fronte di un compenso pari al 30-40% del quantitativo, avrebbero nel tempo favorito l'ingresso e lo smistamento dello stupefacente giunto a bordo di navi cargo provenienti dal Sud America. Figure di riferimento: Angelo Sanfilippo, 60 anni, condannato per narcotraffico, e i 3 figli, tra cui Melino Sanfilippo, tutti dipendenti della EST. Adesso sentiamo il commento del procuratore Curcio: tolleranza zero per rapporti tra aziende e mafiosi. Il porto di Catania si conferma crocevia di affari illeciti. Certo, in questo caso sono emersi dei trasporti importanti di cocaina che erano destinati non solo alla città di Catania ma a tutta la zona limitrofa. È un segnale importante che va dato, questa tolleranza zero, cioè non si può pensare dalla parte delle società che può essere quasi una comodità avere un mafioso o comunque un soggetto
con gravi precedenti penali nel proprio assetto societario. È accertato l'infiltrazione di questi soggetti che trafficavano con gli stupefacenti e che erano dipendenti di questa società, ma non erano dipendenti comuni, avevano anche un trattamento particolare, gli venivano sostenute le spese di giudizio, avevano degli emolumenti particolarmente significativi, il che ha fatto ritenere che vi fosse una consapevole soggiacenza a questi circuiti criminali da parte di una società che svolge un servizio essenziale per il sistema economico siciliano, per cui si è giunti alla conclusione da parte del Tribunale che era indispensabile escludere l'attuale amministrazione e nominare un amministratore giudiziario che impedisse il ripetersi di queste gravi infiltrazioni. Adesso andiamo a Messina per un dramma della solitudine. Un uomo di 57 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, ma pensate, l'uomo sarebbe morto circa 20 giorni fa. Ad accorgersene alcuni operai che stavano facendo dei lavori proprio in quel palazzo a causa del cattivo odore. Vediamo. Potrebbe essere l'ennesima tragedia della solitudine in pieno centro a Messina. Questa mattina alcuni operai che stavano effettuando i lavori di rifacimento della facciata di un palazzo della centralissima via 24 maggio hanno avvertito il terribile odore mentre si trovavano sul ponteggio all'ultimo piano e hanno fatto scattare subito l'allarme. All'arrivo dei vigili del fuoco, del personale del 118 e delle volanti della polizia, la macabra scoperta: il cadavere di un uomo di 57 anni è stato trovato all'interno di un appartamento al quarto piano di questo stabile. Il corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe morto almeno da 3 settimane, ma nessuno aveva denunciato la sua scomparsa o si sarebbe accorto di nulla. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire le cause del decesso. La Guardia di Finanza di Agrigento ha arrestato un 28enne trovato in possesso di oltre 11 kg di hashish. I militari hanno monitorato il viaggio di un pacco sospetto fino alla consegna, scoprendo che lo scatolone era pieno di panetti di hashish sigillati con schiuma di poliuretano per attenuare l'odore della droga. Andiamo a Palermo, 11 imprese sospese nel corso di controlli nei cantieri edili della Sicilia occidentale, accertate violazioni sui contratti di lavoro e sulla sicurezza, scattate sanzioni per 150.000 euro. Maglio Viola. Stop all'attività di impresa per ben 11 aziende edili impegnate in altrettanti cantieri nella Sicilia occidentale. La sospensione è stata disposta al termine di una serie di controlli condotti dai carabinieri del NIL, il nucleo investigativo lavoro. Le ispezioni sono state eseguite oltre che nel capoluogo siciliano Palermo anche in provincia, in particolare a Castelbuono, Villafrati e Partinico, poi nel Trapanese, ad Erice, San Vitolo Capo, Castelvetrano e Castellammare del Golfo e infine nell'Agrigentino, a Campofranco e Bivona. Sono in tutto 30 le imprese che sono state controllate, 73 gli operai trovati al lavoro e fra loro 7 erano completamente in nero, mentre altri 19 erano impiegati senza il rispetto delle tutele contrattuali. Contestate numerose violazioni della normativa sulla sicurezza ed elevate contestazioni pecuniarie per 150.000 euro complessivamente fra sanzioni e ammende. La sospensione dell'attività di impresa per 11 aziende è una sanzione accessoria che è stata comminata per le violazioni più gravi e comporta lo stop ai lavori in corso. Le ispezioni del Carabinieri del NIL proseguono non soltanto nel settore dei cantieri edili. A Niscemi nuove verifiche dopo la frana che a fine gennaio ha messo in ginocchio la città. La procura di Gela indaga su fondi mai spesi e gestione del rischio, mentre i residenti tornano a casa tra disagi e timori. Il ministro Musumeci su Niscemi oltre 30 anni di silenzio. Gerri Italia. Prosegue a ritmo serrato l'indagine della Procura di Gela sulla frana di Niscemi. Ieri il capo della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, è stato sentito a sommare informazioni testimoniali dal procuratore capo Salvatore Vella. I PM stanno cercando di ricostruire quali interventi siano stati fatti dopo il primo grande smottamento del 97 e perché negli anni i fondi stanziati per opere di consolidamento e mitigazione del rischio non siano stati utilizzati. Il fascicolo è ancora a carico di ignoti e l'ipotesi di reato è disastro colposo. Nel frattempo a Niscemi i rientri nella zona rossa parzialmente riaperta
offerta procedono a rilento. È stato veramente il momento, penso, più bello che abbiamo vissuto in questi 30 giorni di paura. Anche chi lavora prova a ripartire, come Carlo, che ha aperto di nuovo il suo studio dentistico. È stato sicuramente una bella cosa, nel senso di rientrare ed avere una parvenza di normalità. Ovviamente il nostro pensiero va anche e soprattutto a quelli che non hanno avuto la possibilità di ritornare, che quindi vivono un disagio sicuramente superiore. Ma i disagi non sono finiti, molte abitazioni restano ancora senza gas metano e acqua corrente. Il sindaco Massimiliano Conti però rassicura i cittadini. Un po' di pazienza, ma sono già al lavoro per ripristinare anche la fornitura di gas. Abbiamo avuto purtroppo un grande guasto di condotta di Sicilia Acque che è stato stamattina, la primissima mattinata, ripristinato. Via via che i residenti tornano alle loro case e alle loro attività, Niscemi prova a rialzarsi, ma le ferite della frana restano ancora evidenti e la città rimane sotto stretta osservazione delle autorità. Fino a 9 ore al giorno di lavoro con qualsiasi tipo di tempo, né ferie né malattie pagate, vita da rider. Per qualcuno una scelta di autonomia, per la Procura di Milano invece sfruttamento. A decidere il loro destino è un algoritmo, come ci racconta Lorena Dolci. Tu quante ore lavori al giorno? Le ore che voglio lavorare io, non abbiamo un obbligo. 8-9 ore. Per esempio io ora sto andando a lavorare con l'accesso in faccia perché non ho malattie. E quanto guadagni, te lo posso chiedere? Dipende dalla giornata, fra 60 e 90 euro. Quali facciamo? 1.800, 1.700, però tu li devi levare le tasse. È arrivata una chiamata? Sì. Questa viene pagata, per esempio, devo andare 2 km e pagano 3 euro. È la minima. Ho fratturato il menisco, crociato, 3 tendini, della gamba. Ho avuto una situazione un po' brutta. Diciamo che se io non lavoravo non avevo entrate da nessuna parte. Né malattie né ferie pagate. Per la Procura di Milano, che indaga 2 giganti delle consegne, Glovo e Deliveroo, i rider sono sfruttati. Caporalato l'ipotesi di reato che accende i riflettori su questo mondo a 2 ruote che ci suona alla porta di casa. Adesso mi conviene essere autonomo perché mi gestisco io, mi organizzo io, posso passare il tempo con la mia famiglia, posso andare a prendere mia figlia alla scuola. Questa è l'applicazione, ti fa vedere dove ti trovi. Quello sei tu, il puntino? Il puntino sono io. E una volta ti arriva un ordine, ti compare dove devi andare, dove devi ritirare, dove la devi portare e quanto vieni pagato. L'algoritmo non è solo uno strumento che mette in comunicazione domanda e offerta, ma invece decide chi lavora, quando lavora e come lavora. Io gli dico 100 volte, vedi che sto facendo 7 euro, in 4 ore, e loro, no, noi non possiamo parlare, non siamo autorizzati a parlare. Se facciamo la consegna guadagniamo, se no niente. Se io sto 2-3 ore fermo, io non guadagno manco un euro. Ho fatto in 5 ore 14 euro. È una guerra fra poveri. Andiamo a Catania, adesso via Grottamagna sarà riaperta al traffico solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza, lo ha affermato il sindaco trentino dopo un acceso incontro dibattito con i residenti di quella zona. C'era per noi Tonino De Mano. Un po' di tensione, poi il dialogo e l'atmosfera che si placa via via che il confronto entra nel vivo, perché di mezzo c'è la sicurezza e su questo non si transige. Di fatto la via Grottamagna a Catania, chiusa per la presenza di un edificio abbandonato e pericolante, verrà riaperta, ma solo quando ci saranno le condizioni. Lo conferma il sindaco trentino, intervenuto insieme al suo vice Pesce in un incontro con i residenti alla presenza di fra Augusto Magno, parroco della chiesa dei Cappuccini. Stiamo parlando di un immobile che è di proprietà di una serie di soggetti che grazie a lasciti ereditari molti si sono persi nel tempo e noi prima di qualunque intervento dobbiamo formalmente notificare loro l'ingiunzione di messa in sicurezza per poi intervenire a danno. Il primo ostacolo sono le vie strette per accedere alla via Grottamagna, immaginate una situazione di pericolo e quindi di soccorso, il secondo è la burocrazia. Ci sono stati momenti di tensione, c'è voluta anche la sua calma per mettere un po' tranquillità al dibattito.
Beh sì, ma è normale che questo possa avvenire, gli animi sono un po' agitati, è più di un mese oramai che via Grottamagna è chiusa con tutti i disagi che questo crea alla quotidianità, ma anche le condizioni di straordinarietà. Ricordavamo come appena 10 giorni fa una anziana residente in via Grottamagna abbia avuto necessità di chiamare l'ambulanza per una emergenza e abbia dovuto raggiungere a piedi l'ambulanza che non riusciva a girare per le vie strette del quartiere. Nelle prossime ore è stato fissato un nuovo incontro per trovare una soluzione, possibilmente in tempi celeri. Si è insediato questa mattina il commissario straordinario del Comune di Messina, Pietro Mattei, primo giorno d'Orizzonti a Palazzo Zanca, incontro con i giornalisti all'ora di pranzo. Sentiamo Francesco Triolo. Tutto quello che è stato messo in cantiere deve andare avanti, e mi riferisco in cantiere non soltanto in termine tecnico dei lavori pubblici, ma anche di altre cose. L'attività amministrativa non si può fermare e non si fermerà, è stato abbastanza chiaro Pietro Mattei, il nuovo commissario straordinario del Comune di Messina, che si è insediato questa mattina a Palazzo Zanca. Nominato con un decreto del Presidente della Regione Renato Schifani, dovrà guidare l'amministrazione cittadina dopo le dimissioni della giunta dell'ex sindaco Federico Basile, sino alle prossime elezioni amministrative fissate per il 24 e 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno. Ad accoglierlo per il primo incontro ufficiale sono stati la segretaria generale Rossana Carrubba e il presidente del Consiglio Comunale Nello Pergolizzi. Il commissario ha spiegato che sarà presente a Palazzo Zanca 3 o 4 giorni a settimana, ma ha assicurato una gestione costante dell'attività amministrativa. Ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni nominerà alcuni subcommissari per affiancarlo nel lavoro e si è detto disponibile al confronto con istituzioni, associazioni e realtà del territorio. Il carico per una sola persona non credo che sia da poter sopportare. Io posso fare il sindaco e la giunta, però fare da solo il lavoro del sindaco e di 9 o 10 o 12 assessori diventa una fatica improba. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Torniamo in studio con lo sport, il calcio, la legge del Barbera. Il Palermo batte 2-1 il Mantova e conquista la 9ª vittoria consecutiva tra le muramiche. 2 espulsi, 1 per parte e sofferenza nel finale per i siciliani. Marco Gulla. Il Palermo torna in carreggiata, batte 2-1 il Mantova, conquista la 9ª vittoria consecutiva al Barbera e mette dentro 3 punti che lasciano accesa la speranza della promozione diretta. Rosanero che adesso accorciano nei confronti del Frosinone terzo, un solo punto di distanza dalla coppia di Vetta, Monza e Venezia. I punti invece di distacco sono 6. Vittoria doveva essere, vittoria è stata ieri sera per gli uomini di Inzaghi, che dopo un primo tempo dominato e in vantaggio per 2-0 e con l'uomo in più per l'espulsione di Zuccon del Mantova, nella ripresa si sono però complicati la vita. L'ingresso di Blen al posto di Ranocchia ha sfaldato i siciliani. Il francese l'ha combinata grossa con espulsione e rigore concesso al Mantova, ma riavvolgiamo il nastro. La squadra di Inzaghi è entrata in campo con grande convinzione e decisa appunto a indirizzare immediatamente la gara, e infatti la rete di Ranocchia, arrivata dopo nemmeno 2 minuti sul cronometro, ha agevolato la conduzione della gara. Destro telecomandato del centrocampista e palla in rete. Il Palermo gioca benino ma non riesce a chiuderla, così al 32esimo i virgiliani rimangono in 10 uomini. Ingenuità clamorosa di Zuccon, già ammonito, che rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Al 38esimo il raddoppio rosanero firmato dal solito Poyampalo. Il finlandese approfitta di un assist delizioso di Palumbo e con una zampata sotto porta batte Bardi. Ripresa, Inzaghi sostituisce Ranocchia che ha ammonito e per il Palermo si spegne la luce. Il Mantova in 10 viene resuscitato da questa ingenuità di Blen, che forse subisce fallo, ma per l'arbitro è rosso e calcio di rigore che Marras trasforma 2-1. Inzaghi mette dentro Gomez al posto di Palumbo, questa volta la mossa è azzeccata. Il francese dà ordine a centrocampo ed è bravo a contenere gli attacchi degli ospiti. Nel finale grande parata di Joronen a salvare il risultato, anche se era già stato segnalato un fuorigioco. Finisce 2-1, il Palermo torna a vincere e dimentica Pescara.
Nuovi guai per Trapani e Siracusa. Entrambi i club, già penalizzati rispettivamente di 15 e 6 punti, sono stati nuovamente deferiti per una serie di violazioni di natura amministrativa e dovranno sottoporsi al giudizio del Tribunale Nazionale Federale. Il nuovo deferimento per mancato versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF potrebbe essere fatale, soprattutto per il Trapani, alla terza irregolarità che rischia seriamente l'esclusione dal campionato di Serie C. Il Siracusa invece dovrebbe essere penalizzato da 2 a 6 punti, che pesano comunque parecchio in considerazione dell'attuale ultimo posto. Ci fermiamo ancora per una pausa, tra poco le ultime notizie. Ritorniamo in studio, ancora una notizia prima di chiudere. Sferra un pugno in faccia a una donna e le ruba il cellulare. A Palermo è stato arrestato un 18enne tunisino. Il ragazzo è accusato anche di ingresso e soggiorno illegale nel nostro territorio. Questa dunque era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata. Arrivederci.